L'altra cucina per un pranzo d'amore. L'iniziativa promossa dal Rinnovamento dello Spirito Santo ha visto chef d'eccezione preparare piatti stellati, serviti da personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della stampa, dello sport. A Palermo, all'istituto penitenziario Lorusso Pagliarelli, lo chef Criscione ha cucinato per circa 400 detenuti. Questo è il nostro quarto anno che siamo qui, è un grande piacere perché siamo vicini a queste persone più che altro sfortunate. Allora un ricambio che possiamo avere per queste persone è offrire questo pranzo di Natale con grandi sacrifici che oggi abbiamo fatto per la nostra azienda, che abbiamo lavorato per loro, ma è una cosa che viene fatto con grande amore, viene fatto. Oggi abbiamo preparato un menù tipico palermitano, nostro molto siciliano, che questi ragazzi desiderano, tipo il panino con la milza, che qua dentro non si può avere, il panino con le panelle, la caponata siciliana, la focaccina con la ricotta, la buona pasta al forno, poi abbiamo preparato la salsiccia con le patate e per concludere quest'anno gli abbiamo fatto il cannolo siciliano. La mamma stile anni 40, anni 50, anni 60, la mamma casalinga. La mamma, me mangio, cioè, le mamme di una volta intanto erano tutte tagliate a misura. Testimonial d'eccezione gli attori Sergio Vespertino e Maria Grazia Cucinotta. Ogni anno c'è sempre questa mia bella volontà di poter partecipare con loro, di poter far sentire che da fuori ci sono delle persone che sono vicine e sensibili, attendendo loro questo spiccato senso di rinnovamento e di rinascita. Questa condivisione va fatta e dà anche grande sensibilità d'animo. Se c'erano pastina con la salsa, a tu patente, le paste, queste cose così, stelline, ci sentiva che c'è un ci sentiva poi staccare, ci sentiva usare la cucchiara, pigliare il tovagliolo, pulizzare, no, che stessa cucchiara. Quantomeno c'è questa voglia, diciamo, di nuovo di ricredere, di ritrovarsi, di avere il rapporto fraterno che può esserci nel genere umano, l'idea di dire io ti abbraccio, adesso ricominciamo e stammi vicino e cerchiamo di nuovo di rigare dritto. Io vorrei tantissimo che ci sia sempre questo senso di fratellanza in questi momenti. Chi sta qui e lo vede per un pochettino di tempo lo percepisce nell'aria e vorrei tantissimo che tutto il mondo fosse veramente più colorato, educato e il grande senso civico, di grande civiltà. Ecco, questo. Auguri a tutti quanti noi. Ed è bello poter festeggiare tutti insieme e soprattutto stare in famiglia. Per tanti non è possibile, quindi cerchi di portare un po' di quell'amore, di quell'affetto a chi non ce l'ha. Però devo dire che ogni volta è un qualcosa che ti lascia un po' un'amarezza, no? Perché comunque entri qui e ti rendi conto che non devi giudicare nessuno, e che siamo tutti uguali e che a volte la vita non ci dà quelle opportunità che magari ti potrebbero cambiare la vita in un modo positivo. Grazie, buongiorno a tutti. L'ingrediente deve essere soltanto l'amore, solo con l'amore e con la positività si riesce a ricostruire la vita, perché se tu non cambi e fai diventare positivo il negativo, tutto questo non avrebbe senso. Cioè qui si viene, si arriva per avere l'opportunità anche di poter decidere di cambiare vita, e così deve essere. Ma io auguro a tutti veramente buon Natale e soprattutto di vedere tutti fuori e tutti con un futuro migliore, assolutamente. Buongiorno, come andate? Piacere di vedere. Tra gli intervenuti alla sua prima visita istituzionale al penitenziario il presidente della regione Nello Musumeci, molto attenta alle problematiche del mondo penitenziario. Sì, sono contento di essere qui in questo luogo di pena, in questo luogo di meditazione, di riflessione, ma anche di rivincita e di riscatto, vicino agli utenti dell'istituto che scontano la loro pena e vicino alla polizia penitenziaria che con grande carica di umanità
ma anche con grande senso di equilibrio svolge questo lavoro, spesso senza i clamori della stampa e senza eccessiva enfasi, ecco, nel dovere del silenzio. Sono qui per dire buon Natale a tutti e credere che questa terra di Sicilia possa finalmente riscattarsi. Ci vorrà del tempo, ma noi ci stiamo lavorando. Il Natale è un momento di riflessione, a prescindere dalla fede che ognuno professa. È il momento in cui ci si ritrova in famiglia, è un momento in cui si recupera la memoria da bambini e peraltro il presepe è una di queste testimonianze, perché da bambini tutti allestivamo il nostro presepe con i genitori, con i nonni, con gli amici e ripercorrere e riperpetuare questa tradizione significa appunto rispettare la propria identità, il proprio senso di appartenenza. A fare gli onori di casa la direttrice dell'Istituto Penitenziario Francesca Vazzana e il comandante di reparto Giuseppe Rizzo. Per la disponibilità mostrata dall'esterno e in particolare appunto di un gruppo di volontari che fanno tutto gratuitamente, quindi non solo apportano un momento di calore alla popolazione detenuta, ma proprio dimostrano di stare vicino alla popolazione detenuta e a tutta la comunità penitenziaria. L'iniziativa, che è al quarto anno di seguito che si svolge all'interno dell'istituto, è un'iniziativa che si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti della nazione. Chiaramente chi ha aderito proprio prevede il pranzo di Natale, l'offerta del pranzo di Natale da parte del volontariato ai detenuti. In altri anni siamo riusciti addirittura a organizzare proprio il pranzo con i familiari dei detenuti, però questo diciamo che ci limitava nella presenza dei detenuti. Senza il personale non si riuscirebbero a fare le attività. Un sincero augurio veramente al personale che ogni giorno mi collabora e mi permette di mandare avanti una struttura che è la seconda più grande d'Italia. Grazie, auguri a tutti. Rendono speciale questa giornata. Presente alla giornata di festa e solidarietà il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria siciliana Cinzia Calandrino. Sono momenti importanti che vengono fatti in molti istituti italiani e si crea proprio un ponte tra il nostro mondo e la società esterna e si allevia un po' quella che è la permanenza naturalmente in carcere, quindi è una maniera per far risentire a tutti i detenuti lo spirito del Natale, della solidarietà e della vicinanza della comunità esterna. Il pranzo si è svolto in un clima conviviale e accogliente in un ambiente curato a tema natalizio. È una bellissima impressione, veramente è un momento di solidarietà straordinario per queste persone che sono appunto meno fortunate. Speriamo che possano vivere un Natale più felice grazie a questo. Però già il fatto che sia stato fatto oggi e ci siano tante persone che si sono messe a disposizione mi sembra davvero una cosa meritevole. Siamo al secondo anno qui che festeggiamo con voi questo Natale e siamo molto contenti di farlo e siamo anche contenti di donare ogni anno dei generi di conforto ai detenuti psichiatrici, per cui penso che il mio club, il Lions Palermo Normanna, anche in futuro possa continuare questa opera di bontà. Bene, auguri allora, auguri di cuore, un anno di salute e serenità il 2020, sperando che poi possiate il presto possibile essere consegnati alla vostra libertà e responsabilità di madre, di padre e di figli.